abbiamo tenuto anche 35 once. Era pieno il capannone sì. hanno fatto anche spiovere perché non bastiva il capannone. Quel spiovere là è stato fatto per i bacchi di seta. Sì. Ma cos'è secondo lei che ha determinato la fine di questa cosa qua? Cosa è successo? Le malattie, il veleno delle foglie di gesso. Gli antichitogamici sempre più potenti e sofisticati causavano la morte dei bacchi da seta. Noi un anno eravamo già alla quarta muta, voleva dire quasi alla fine, per essere, ci hanno dato a Bibano c'era un vigneto, il proprietario ben contento che si andasse a togliere le foglie, al proprietario andava la foglia faceva danno alle viti, invece andando a tagliare noi le foglie facevamo un bene per le viti sue, però lui bisognava che non avesse l'antichitogamico velenoso dentro. Ci aveva assicurato che non aveva buttato antichitogamico avvelenato, abbiamo perso quasi tutto il prodotto alla quarta muta. Quasi alla fine. Il motivo per cui sono stati vacche stesse erano gli antichitogamici. Questo negli anni? E questo negli anni, l'ultimo anno abbiamo tenuto nell'85. Quindi negli anni 80 è cambiato qualcosa. 85. E poi noi siamo stati due, gli ultimi a tenere i bacchi stessi di Tomasella. Ecco, sì. Antonio Tomasella. Quindi dopo la voce si è sparsa, si è visto che succedeva un po' a tutti e tutti hanno smesso. No, non so, la voce si è sparsa. Non la voce, era così infatti. Non si riusciva più ad arrivare alla fine con la produzione. No. Secondo lei è possibile ricominciare? Oggi nel 2019? Oggi in via assoluta no. Con gli antichitogamici che ci sono in giro, con tutti i vigneti che sono stati messi a dimora, è impossibile. Io faccio un esempio. Noi siamo sempre stati qui in campagna, le mosche hanno sempre regnato, le zanzare pure. Io in casa mia non ho una mosca. Va bene, c'ho un fornelletto là, ma quello non sarebbe stato sufficiente per eliminare le mosche. Non ci sono né mosche né zanzare, se provate. Ecco, solo se voi vi camminate lungo i fossi, forse troverete qualche. Quindi dipende tutto dall'inquinamento dell'aria. Dall'inquinamento dell'aria, Peccato perché era un bel modo di Basta guardare gli uccelli, guarda se ti vedono fino a pannellarsi in giro. Sì, è vero. Le rondini. Non vengono più. Non ci sono più insetti. Che bello. E sì. È brutto, sai che penso. È perché è una cosa di cui non ci si rende conto, non è che è visibile, però no. I bachi che erano sensibili a questa cosa qua hanno dato il primo segnale, insomma. Guarda, ma come ti dico, noi nell'85 abbiamo smesso appunto perché c'era questo inquinamento, anche perché per avere foglia sana bisognava andare in Friuli, in genere, si andava nei Friuli, perché c'erano grandi estensioni di gelsi senza vigneti. Ecco, e quindi non buttavano. La foglia, ma naturalmente c'era un traffico, andare in Friuli, c'erano i mezzi di trasporto, tanti fattori insomma che incidevano nella. Interessante. Uno faceva veramente allevava bacchi da seta se aveva un certo tornaconto, Sì. se aveva un utile, se aveva un motivo, ma ordinare le amministrazioni dopo non lo faceva più, insomma. Permesso? Interessante. Avanti, buongiorno. Oh, ciao.